Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 29 settembre 2021. Coronavirus, sono 6 le nuove positività emerse nella giornata di ieri in provincia di Belluno, 194 le persone attualmente contagiate nel nostro territorio. E da oggi intanto prende il via la somministrazione con accesso libero della dose di richiamo del vaccino agli over 80 che hanno completato il ciclo primario entro marzo 2021. La somministrazione avverrà nei centri vaccinali dell'USL numero 1 Dolomiti senza necessità di prenotazione. Per quanto riguarda le case di riposo, la procedura sarà pianificata dalle direzioni di distretto d'intesa con le direzioni delle diverse strutture. Nei prossimi giorni, anticipa l'USL, sarà organizzata anche l'offerta vaccinale al personale sanitario over 60 o con patologia. E a proposito di vaccini, sarebbero in media 300 le vite salvate ogni mese in Veneto dagli effetti della campagna vaccinale. È quanto emerge dai dati sulla mortalità diffusi dall'Istat, dai quali si rileva come da marzo a luglio, ossia a seguito dell'avvio a pieno regime della somministrazione di massa, i numeri dei decessi in regione siano tornati a livelli pre-pandemia. Le statistiche sulla mortalità 2021 infatti sono in linea con la media del quinquennio 2015-2019. Cambiamo argomento. Lavoro, prima intesa ieri al Mise per il finanziamento a supporto della ACC di Mele, finanziamento che avverrà utilizzando l'articolo 37 del decreto sostegni per le aziende in difficoltà. Resta ancora da quantificare tuttavia l'importo dell'aiuto, motivo per cui i sindacati si dicono timorosi che la cifra possa essere insufficiente a ripristinare la piena operatività del sito produttivo. È fondamentale, scrivono in una nota le segreterie di FIOM, CGL, FIM, CISL, WIL, che l'importo sia tale da garantire il pagamento delle retribuzioni a tutti i lavoratori e la salvaguardia della continuità produttiva, aspetto quest'ultimo essenziale per l'effettiva tutela dell'occupazione e per le prospettive di lungo periodo. Scomparso Roberto Tabacchi, 65enne di Pieve di Cadore. Le ricerche sono scattate ieri alle 13:30 dopo che l'uomo non ha fatto rientro a casa. Tabacchi è alto 1,63 m, l'ultima volta che è stato visto indossava pantaloni scuri e una maglia bianca a righe celesti. Attivato il piano di ricerche anche per un uomo classe 1936 residente a Quero. Si tratta di Arturo Arocena, originario delle Filippine, che ieri si è allontanato a piedi dalla propria abitazione senza far più ritorno. Arocena non ha con sé apparecchi telefonici, alto 1,60 m, di corporatura esile, con capelli corti e bianchi. Al momento della scomparsa indossava una giacca di colore verde. Questo è l'unico dettaglio sul suo abbigliamento. 7 scosse di terremoto con epicentro al confine tra le province di Belluno e Treviso sono state registrate ieri dai sismografi. La più forte, di magnitudo 3,7, è stata rilevata alle 2:45 a nord del Monte Cesena Valdobbiadene, seguita un minuto più tardi da un altro movimento di magnitudo 3,5 con epicentro nell'area del Col Miotto a Segusino. Le scosse sono state avvertite anche nel Bellunese. Passiamo allo sport, calcio, ultima giornata dei gironi di Coppa Veneto questa sera, in campo anche le bellunesi dalla promozione alla seconda categoria. Proprio in promozione hanno l'opportunità di accedere al turno successivo, in programma il 13 ottobre, sia l'Unione Cavarzano Limana che il Fioribarp Mas. In prima categoria l'unica formazione già qualificata è l'Ongarone Alpina, qualificazione ancora da conquistare invece per l'Alpago, lo Schiara e Borgo Valbelluna. Tutto da decidere infine in seconda, dove staccano il biglietto per gli scontri diretti solo le prime classificate dei rispettivi gironi. Su tutti i campi si gioca alle 20:30. 24 ore San Martino, presentata ieri l'edizione 2021, la numero 47. La manifestazione di corsa in pista al Polisportivo di Belluno torna dopo lo stop dello scorso anno dovuto al Covid. 22 le squadre iscritte, la gara si svolgerà ininterrottamente dalle 15 di sabato 9 ottobre alle 15 di domenica 10 ottobre. Infine le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani, giovedì 30 settembre, miglioramento del tempo, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, salvo nubi basse mattutine in alcune depressioni prealpine in dissolvimento. Al pomeriggio transito di nubi alte e presenza di qualche stratocumulo o cumulo a ridosso dei rilievi, contesto termico decisamente più fresco all'alba, mentre il sole mitigherà un po' il clima in giornata nei fondovalle.
È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito dell'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.